Questo programma vi è offerto da Confartigianato Udine Servizi Srl. Buonasera, ben trovati a Meteo Weekend. Le immagini introduttive ci portano al nord, profondo nord, come abbiamo definito un pochino nel titolo di questa trasmissione, che è la magia delle aurore boreali nel profondo nord. Aurore boreali, questo fenomeno naturale, ottico principalmente, che però è estremamente affascinante, che ha una genesi che ci riporta alla nostra stella, al Sole, e un po' alla come è fatta la Terra, come è fatto il nostro pianeta. Tra poco ne parleremo approfonditamente con l'ospite che vi presento subito. Abbiamo con noi Gabriele Menis, fotografo e cacciatore di aurore boreali. Buonasera. Buonasera Ciao. A tutti. Ecco, con Gabriele parleremo un po' delle sue spedizioni nel nord. Lui va proprio a caccia, non è uno scherzo, va a caccia di aurore boreali e porta anche della gente a vederle, quindi fa da guida in un certo senso. Ma questo permette a chi si muove in questo modo anche di conoscere un ambiente stupendo, naturalmente dal punto di vista naturale, anche delle popolazioni locali, e quindi insomma è un po' un viaggio a 360 gradi in realtà. Chiaramente noi stasera parleremo soprattutto delle aurore boreali. Chiedo alla regia se può mandare intanto il primo documento video. Ecco, vedete il Sole alle mie spalle. Il Sole è un po' irresponsabile, quando cominciano a aumentare le macchie solari ci sono espulsioni poi di materiale, del plasma. Questo si allontana, ecco, vedete un pochino l'animazione, si allontana dalla nostra stella, e con una certa velocità, una cinquantina di ore può raggiungere anche il nostro pianeta e va a interagire con quella che è la magnetosfera, cioè col campo magnetico della Terra. In realtà la magnetosfera ci protegge da tutto questo invio di particelle, soprattutto elettroni, protoni. Ci protegge però per un fenomeno particolare di connessione, diciamo, fra il campo magnetico interplanetario e quello terrestre. Una parte di questo plasma riesce a penetrare in profondità e questo permette un'interazione con la ionosfera terrestre. Gli elettroni, i protoni si eccitano, quindi c'è poi un rilascio di energia dopo un po' di tempo sotto forma di fotoni, quindi proprio di luce. Una luce che può assumere colorazioni davvero belle, tra il verde, il rossiccio, il blu. Le vedremo naturalmente dopo. Questo avviene tra i 100 e i 500 km di quota, tale è un po' il livello a cui si verifica. In realtà quando vedremo le immagini sembrano quasi più basse, no? Quasi più vicine, e hanno questo sfarfallio. Di solito sono una specie di cerchio concentrico in prossimità dei poli. Bisogna dire che sono più intense proprio sulla zona del Polo Nord, dell'Artico, quindi rispetto all'emisfero australe.
e nell'emisfero boreale, quindi raggiungendo il circolo polare artico, le zone della Finlandia, la Lapponia, ecco che il nostro Gabriele Menis va a cercare di intercettare questo fenomeno che a latitudini più basse a volte si manifesta, ma molto più raramente solo nei casi in cui l'attività solare è molto intensa. Qui vedete come si dispone proprio com'è la protezione della Terra da parte del campo magnetico, poi naturalmente verso i poli, quei circoletti che sono proprio poi il fenomeno che noi da terra vediamo e che tanto affascina. Una luce che può addirittura non fare ombre, è una luce piuttosto intensa che colora quando ci sono anche delle nubi, cosa non del tutto infrequente in quelle zone, può dare luogo a uno spettacolo davvero affascinante che naturalmente va osservato in questo anche contesto che spesso di neve, di ghiaccio, insomma, quindi è davvero bello e affascinante. Allora Gabriele, viaggio nel profondo nord, come è partita questa idea? Da quanto tempo tu lo fai? Tu sei fotografo, quindi hai anche la passione proprio per cercare di riprendere il fenomeno, che non è una cosa, uno scherzo, poi ne parliamo dopo nella seconda parte anche di questo. Come è iniziato e cosa a questo punto, credo che tu andrai anche quest'anno, fine in inverno, cosa ti recherai per diverso tempo in quelle zone? Allora, questo progetto è nato diciamo dalla mia passione per la fotografia, ovviamente che è il mio lavoro, ma anche l'inverno, la neve, il nord Europa e tutto quello che si può vedere da quelle parti. Tu ti lamenti spesso che da noi nevica poco, ecco, quindi... sì. Da quelle parti sicuramente la neve non manca, quindi non c'è questo di problema. Comunque tutto è nato alcuni anni fa, quando mi sono recato per le prime volte per dei viaggi privati, diciamo personali, così viaggi fotografici miei, a quelle latitudini in cui ho cercato di documentare soprattutto ovviamente fotograficamente, no, questo tipo di fenomeno, ma anche tutto quello che la natura poi offre da quelle parti, la natura, le tradizioni, i paesaggi e quant'altro. Dopo alcuni di questi viaggi che ho condotto personalmente è nata un po' sia l'idea da parte mia, ma anche sono stato contattato da un paio di tour operator specializzati in viaggi fuori dalle rotte turistiche, diciamo più alla moda per così dire e di nicchia, diciamo così, per provare a organizzare dei viaggi fotografici proprio per accompagnare i viaggiatori a scoprire quei territori e a ovviamente cercare di fotografare e osservare in primis, perché penso che innanzitutto sia molto importante vivere in prima persona, quindi l'emozione del momento, del fenomeno e di quell'istante lì, e poi anche ovviamente sotto l'aspetto fotografico e video. Beh, certo, vedere delle fotografie anche molto belle dà delle emozioni, ma essere inseriti nel contesto e tra l'altro vederle animate, perché sono animate le aurore, certo, infatti, tra l'altro. Sì. Infatti, ovviamente vivere in prima persona è totalmente diverso e non ha niente a che vedere che guardare delle immagini a display o stampate, insomma. Ecco, qui vediamo vari modi di muoversi. Sì, infatti, qui sono alcune delle attività che organizziamo da quelle parti, quindi si può andare in slitta con i cani, quindi fare lo sled dog. Qui vediamo una slitta trainata da una renna. Qui siamo in motoslitta, ad esempio, sul Mar Baltico, quindi non siamo lontani da Kemi, che è il punto più a nord del Baltico, appunto, che ovviamente d'inverno è completamente ghiacciato, dipende un po' da che periodo dell'inverno, però normalmente si ghiaccia sempre, e questa zona di mare, qua è mare aperto, vedete, è totalmente praticabile in inverno, quindi si può andare con le motoslitte tranquillamente, eccetera. Ovviamente sempre con le guide, no, del posto, perché non ci avventuriamo da soli ovviamente in questi territori. Qui vediamo le renne, che sono un po' anche il simbolo della Lapponia, no? Certo. Di per sé sono ed erano soprattutto un tempo l'unica risorsa per chi viveva e chi vive in quei territori, perché questo animale dava proprio da vivere e da mangiare a tutte le popolazioni locali, che ricordo si chiamano i Sami, ovvero gli abitanti indigeni della Lapponia, e davano tutte le risorse, diciamo, necessarie per la loro vita, quindi dalla carne, dalla pelliccia che veniva utilizzata e viene ancora oggi utilizzata per l'abbigliamento, per vestirsi, alle corna che ad esempio venivano utilizzate per ad esempio i manici dei coltelli, banalmente, no? Delle posate. Quindi una popolazione molto
è molto particolare, tutta da scoprire, è molto legata anche alle sue tradizioni, infatti ci tengono molto alla loro cultura e a tutta la loro vita di un tempo ma anche attuale, ad esempio anche a Inari, nella Lapponia finlandese, quindi siamo 300 km a nord del circolo polare artico, c'è il Parlamento Sami anche ad esempio, quindi è un luogo dove, infatti, dove loro si ritrovano e diciamo... E com'è stato il vostro incontro con questa popolazione? Ma queste popolazioni sono, io dico, sono un po' anche simili a noi friulani perché sono abbastanza chiuse poi per diciamo, a livello di carattere, però sono molto disponibili, molto gentili, hanno molta voglia di condividere le loro tradizioni, i loro costumi, i loro usi, quindi io mi sono trovato personalmente, ma anche tutte le persone che sono venute con me sono trovate credo molto bene a condividere. Quindi ospitali anche, ospitali. Certo, sicuramente. Tra l'altro poi vedremo, mi pare proprio in questo filmato che stiamo scorrendo, ecco, delle cose interessanti. Infatti anche questo è uno dei passatempi tipici lapponi, che è proprio l'escursione diciamo, domenicale, per così dire, in cui si fanno queste salsicciotte, questa carne sul fuoco proprio in mezzo alla foresta, vicino a queste specie di rifugi, no? Chiamiamoli così, che sono simili ai nostri rifugi di montagna. Scusa, ma tu avevi la passione del freddo, avevi la passione della fotografia, però ti sei accorto che non sei solo, no? C'è diversa gente che infatti, e anche un po' che apprezza probabilmente questi spazi sconfinati. Infatti, certo, sono dei luoghi ovviamente che non hanno nulla a che vedere con quello a cui siamo abituati noi, no? Molto diversi, molto particolari, e d'inverno ovviamente cambiano totalmente aspetto perché sono sommersi di neve e proprio sono irriconoscibili da una stagione all'altra. Qui vediamo in cui si possono... le strutture di ghiaccio. Sì, infatti, questo è il castello diciamo, di neve che si trova a Kemi, che è visitabile, è un'attrazione diciamo, un po' turistica, però normalmente in alcuni viaggi andiamo a visitare anche questo. Ci può anche stare, no? Certo, infatti, qualcosina, sì. Non può essere persi nel nowhere, nel nulla. Infatti, certo. Ecco, qui vediamo ancora immagini. Questa è la Cota, ad esempio, che è questa piccola casetta in legno che viene utilizzata, veniva un tempo ma viene tutt'oggi utilizzata dai Sami come luogo di ritrovo, luogo di passatempo per discutere, mangiare e bere insieme, e quindi questo ovviamente è uno anche degli edifici che utilizziamo noi durante i viaggi. Un mio amico finlandese dice che a tavola in due è spesso già troppo, invece i finlandesi diciamo non queste tu cosa dici? Invece loro mi pare sì, loro si ritrovano apprezzino sì, infatti la buona, certo, il convivio, diciamo, infatti, il convivio. E vi hanno integrato con sì, infatti nella loro vita, nei loro momenti di vita quotidiana, insomma, certo. Ecco, voi tu diciamo, ma con le persone che ti seguono, siete ospitati presso strutture, anche case, abbiamo visto delle casette illuminate lì? Sì, allora normalmente alloggiamo in tutto fuorché alloggi prettamente turistici, il che vuol dire dei cottage ad esempio, in mezzo alla foresta, oppure anche in un piccolo alberghetto, ad esempio nella zona di Inari-Ivalo, che è una delle zone che trattiamo in questi viaggi, insieme appunto alla Valle del Tornio, che è questa zona di confine fra la Lapponia svedese e finlandese. Ricordo che questo fiume, il fiume Tornio, fa proprio da confine fra i due stati, e con un fuso orario di differenza tra l'altro. Quindi... Ecco, in questi ambienti che abbiamo visto si materializzano ogni tanto queste meravigliose danze luminose nel cielo. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità e dopo le previsioni del tempo. Noi rientriamo in studio con Meteo Weekend per andare a vedere un pochino il tempo che fa, ma soprattutto quello che farà nei prossimi giorni a partire dalla fine settimana. Tra poco vedremo quella che è la situazione attuale di oggi, con la carta che ci mostra più o meno alle ore 15 quello che era lo stato del cielo sulla nostra regione. Si era ripulito su Bassa Pianura e Costa, dove stamattina hanno insistito per diverse ore delle nubi, anzi la prima mattina c'era anche qualche pioggia residua, e quindi abbiamo un sereno poco nuvoloso, un po' come ci attendevamo, tra la pianura e la costa, e invece si sono tornati a formare degli addensamenti in montagna
senza precipitazioni, ma forse qualche locale piovasco, vedete queste macchiette più chiare. Osserviamo verso la penisola istriana invece le nubi che appunto si stanno spostando, che stamattina ritrovavamo sulla nostra regione. Le temperature hanno oscillato fra i 17 e i 23 gradi sulla costa, tra i 15 e i 25 sulla pianura. Attenzione, forse il dato di pianura potrebbe essere ritoccato leggermente perché poi insomma il sole si è fatto sentire ancora, forse siamo arrivati ai 26, comunque quelli sono i valori più o meno di oggi, lo zero attorno ai 3250 metri. Vediamo subito il satellite con la nuvolosità che ritroviamo sul centro Italia, vedete questa nuvolosità cumuliforme principalmente, poi più a est sui Balcani e questo promontorio di alta pressione è quello che ci sta regalando questa giornata tutto sommato buona rispetto a quello che è stato e a quello che sarà. Questa purtroppo è un'anticipazione che vi faccio, ma perché più a ovest, bassa pressione e vedete questa banda nuvolosa, è un fronte che si sta avvicinando e che ci interesserà tra il sabato e la domenica, quindi torna l'instabilità. Questo giugno non vuole saperne ancora di calmarsi un po', diventare un pochino più stabile. Andiamo pure alla carta relativa a domani. Al mattino cielo nuvoloso, molto nuvoloso, qualche pioggia sui rilievi, ancora non grandi cose, qualche locale rovescio, però tra il pomeriggio e la sera peggioramento con piogge che potranno divenire anche abbondanti sul settore orientale, sulle zone prealpine, accompagnate da rovesci e anche da temporali, con i venti vedete che rinforzano da sud, il fronte che si avvicina, saranno anche sostenuti lungo la costa. Temperature che non cambiano in senso generale, cioè l'aria più o meno rimane quella, però chiaramente calano leggermente nei valori massimi per effetto di nubi e precipitazioni. Andiamo a vedere la domenica. Pioverà di meno, nel senso che il grosso della pioggia sarà nella nottata, poi qualcosina ancora la mattina e poi ci sarà questo tempo nuvoloso, magari anche con qualche apertura, però in giornata sempre possibile qualche pioggia a carattere sparso e anche qualche rovescio temporalesco, meno sulle Alpi, possibile tra la pianura, diciamo, e la costa. I venti sono sempre meridionali, ma questa volta più deboli, e le temperature non cambiano molto, cala di poco lo zero termico e invece i valori di temperatura massima tra i 22 e i 24 gradi. Uno sguardo al Triveneto abbastanza veloce, perché naturalmente sappiamo più o meno che la situazione sarà del tutto omogenea sabato, con l'instabilità che la fa da padrona soprattutto nella seconda parte della giornata, Trentino, Alto Adige già un po' prima, piogge temporali da tutte le parti più o meno. Andiamo a vedere la domenica, anche in questo caso diciamo che non ci sono particolari differenze sul territorio, c'è sempre la possibilità di qualche rovescio, di qualche pioggia nel corso della giornata, certamente con una intensità minore e anche magari intermittenti. Andiamo a vedere la carta successiva. I venti, dicevamo del vento che rinforza a sud sabato e difatti lo vedete, possiamo arrivare fino a 15-20 nodi medi in bacino aperto e un po' meno sulla costa, però insomma un vento piuttosto sostenuto, con il mare che può arrivare fino a mosso naturalmente. Ne risente la radiazione UV con l'indice che cala per effetto delle nubi tra 1 e 5. Giornata successiva, sempre meridionali sono i venti, sarà una caratteristica anche nei giorni della prossima settimana di avere un vento tendenzialmente meridionale, però calano di intensità, il mare si fa poco mosso, aumenta un po' la radiazione ultravioletta per effetto di qualche apertura forse in più. Bene, andiamo alla carta successiva, che è importante perché ci porta a vedere cosa potrebbe accadere la prossima settimana. Ho detto fin dall'inizio, non sono in vista periodi di stabilità e quindi di alta pressione e di caldo, anzi qui c'è una depressione. L'alta pressione in realtà africana è qua, ma non riesce a salire di latitudine, c'è sempre questo flusso occidentale umido, che tra l'altro giovedì diventerà sud-occidentale molto umido e anche calda l'aria, per cui ci saranno delle piogge piuttosto consistenti, almeno nella tendenza, poi come sempre bisogna verificare. Diamo un'occhiata allora, non cambierà la situazione molto, diamo un'occhiata agli spaghetti, guardate quello che vi dicevo, allora le precipitazioni tra sabato e domenica in questo settore del grafico, poi un po' di instabilità, poi vedete questo picco che potrebbe esserci
appunto attorno a giovedì, e poi il tempo che rimane un po' instabile, ma sicuramente con meno incisività dei fenomeni. Invece è interessante anche il grafico delle temperature, osservate quella a 1500 metri che se ne sta più o meno stabile fino al giorno 15, per poi avere una bella impennata verso l'alto. Arrivano appunto masse d'aria più calde, lo vedremo adesso nei riepiloghi con lo zero termico che sale un poco. Vediamo pure la carta successiva, eccoci qua. Lunedì tempo instabile, possiamo dire lunedì e martedì, 2 giornate fotocopia con la possibilità di qualche pioggia, soprattutto zone interne montagne, un po' meno ma possibili anche sulla pianura e sulla costa. Mercoledì invece un po' più maltempo, nel senso tempo più instabile, con piogge temporali anche un po' più consistenti, temperature sempre intorno ai 24 gradi. Andiamo all'ultimo riepilogo con, guardate qua, giovedì, piogge che potrebbero, se la previsione va in porto, potrebbero essere piogge intense sui rilievi e comunque corpose anche su pianura e costa. Poi si va verso una situazione un po' più tranquilla venerdì, anzi venerdì forse addirittura in pianura non avremo precipitazioni, e poi sabato e domenica un tempo ancora incerto, ma guardate lo zero termico che giovedì va a 3.900 metri, venerdì fino a sabato sta su quelle quote 3.800-3.900, cioè con le piogge è aria molto calda, quindi localmente potrà piovere anche in modo significativo, come dicevo. Temperature che a tratti salgono nonostante il tempo incerto fino a 28-29 gradi, per poi calare un pochino solo alla domenica. Queste sono proiezioni naturalmente a lungo termine, l'attendibilità non è eccelsa, soprattutto dal 15 del mese l'attendibilità è piuttosto bassa, quindi continuate a informarvi, i nostri aggiornamenti a partire dal lunedì con ore 7. Noi torniamo al nostro argomento e questa volta affrontiamo il tema delle aurore boreali proprio dal punto di vista anche un po' delle emozioni che danno, no? Ecco, come si osservano, qual è la vostra strategia, capire quando è il periodo giusto, e poi ci dice anche qualcosa su come si fotografano. Certo, l'aurora boreale è un po' la cosa che si può vedere chiave, la cosa più magica che si può vedere da quelle parti, secondo la mia opinione. È un fenomeno ottico che si può vedere se il cielo è sereno o parzialmente nuvoloso, quindi non deve essere coperto. Io personalmente, quando sono da quelle parti, controllo costantemente tutta l'attività geomagnetica, l'attività solare, quindi che può dar luogo a questo fenomeno, e quando ci sono le condizioni, che ripeto possono essere in qualsiasi notte in cui siamo da quelle parti, esco all'aperto, controllo come il meteo, avviso anche gli altri compagni di viaggio, i viaggiatori, e vediamo un attimino di riuscire a fotografarla e avvistarla soprattutto. È un'emozione unica perché il fenomeno è sempre diverso da un momento all'altro, quindi non c'è mai un'aurora uguale all'altra, può avere variazioni di luminosità molto, molto importanti proprio in pochi secondi di differenza, per così dire. Si vedono questi giochi di luce in cielo che possono andare vedete in queste immagini, possono andare dal verde, che è il colore dominante, che è quello che avviene alle quote più basse, sui 100 km circa. Sì, dipende dal gas, no? Sì, infatti del gas che entra in atmosfera. Poi quando il fenomeno aumenta di intensità e di luminosità si può apprezzare anche il violaceo, il rosso, a volte anche il blu e il giallo, molto più raro. Vedete, quando il fenomeno aumenta proprio avvolge tutto il cielo interamente. No? Infatti, normalmente inizia come un arco, proprio un arco ben definito che avanza da nord a sud, poi man mano che prende potenza, quindi nelle ore centrali della notte, ricordo che la probabilità più alta di avere aurore visibili avviene tra le 22 e le 2 del mattino normalmente. Quindi man mano che la notte avanza il fenomeno può aumentare se c'è attività geomagnetica evidentemente, e quindi arrivare più a sud e quindi arrivare fin sopra le nostre teste, anche a volte scavalcarci per così dire, quindi più verso sud rispetto alla nostra posizione, e può avere veramente delle forme incredibili e molto particolari, sempre diverse l'une dalle altre, come vediamo in queste immagini, chiaramente ad esempio anche con la Luna. Si predilige, immagino, l'inverno per via del buio, perché sì, in estate... certo, infatti, da quelle parti ovviamente d'estate c'è sempre luce, quindi la notte proprio non c'è. L'inverno è preferibile perché ovviamente c'è buio, che è la cosa che serve maggiormente, ma anche si può vivere e fare tutte le attività invernali da quelle parti, insomma, che sono collegate poi all'avvistamento, all'esperienza in Lapponia, appunto invernale. Ecco. Per fotografarla, magari dico 2 parole, sì. Ovviamente serve una macchina fotografica, ovviamente, meglio se reflex digitale, si può fare anche a pellicola, ma insomma penso che ormai tutti abbiano questi strumenti. Un treppiede che è essenziale, perché ricordo che le esposizioni, quindi i tempi di posa, vanno da 3-4 secondi in su, quindi non si può fare a mano libera.
uno scatto flessibile che è una sorta di telecomandino per avviare, diciamo, la macchina fotografica senza toccare l'otturatore, quindi senza creare un movimento e quindi avere poi la foto mossa, e poi un po' di fantasia, un po' di location, quindi noi cerchiamo io cerco personalmente di portare poi le persone nei luoghi senza inquinamento luminoso, senza credo che lì sia facile, no? Sì, A differenza delle infatti, nostre lande. ci sono infatti solo dei piccoli villaggi con qualche luce, come vediamo in questa foto, uno dei cotex che utilizziamo, però insomma normalmente basta allontanarsi anche a piedi dai luoghi dove alloggiamo per avere delle notti buie senza disturbo luminoso. Io seguo ovviamente tutti i viaggiatori, quindi do i consigli e faccio l'assistenza fotografica necessaria durante tutto l'arco del viaggio, quindi sono sempre a disposizione, e poi con un po' di fortuna si può ammirare questo tipo di immagini che stiamo vedendo nelle foto che scorrono. La fotografia naturalistica entra in quel campo lì, e c'è anche la natura che dicevo che è una natura importante. Avete fatto anche incontri con fauna particolare oppure con situazioni di particolare interesse? Sì, può capitare ovviamente l'incontro con le renne, ovviamente è frequente, c'è sempre, perché è l'animale appunto tipico. Anche a tavola, Sì, infatti. Poi può capitare, se si ha un po' di fortuna, di avvistare anche l'alce, che è un altro animale che vive da quelle parti, ad esempio anche spostandosi in automobile, no? Quindi facendo chilometri può capitare che attraversi, eccetera. Poi parlavi un attimo fa del fatto gastronomico, infatti io non credevo le prime volte che sono stato da quelle parti che si mangiasse così bene, perché infatti si può provare tutti i prodotti tipici del luogo, che quindi vanno dalla carne di renna, sì, però anche ad esempio dal pesce che si pesca nel fiume Tornio. Che Nel precedente video abbiamo visto un signore che con la motosega tagliava il ghiaccio, e forse è un modo proprio per pescare. Questo sì, infatti uno dei modi che utilizzano i lapponi per pescare, infatti viene fatto o con una trivella a mano o con queste grandi motoseghe stile sequoia americane proprio, e vengono fatti questi buchi nel ghiaccio dove si può pescare sia con una normale canna, oppure loro ad esempio nel fiume Tornio, che è questo fiume che divide la Laponia svedese e finlandese, loro calano delle reti che vengono lasciate lì per diversi giorni e poi diciamo periodicamente vanno a tirarle su e vedono cosa si pesca e cosa si trova. Insomma, certo. Ogni ben di Dio, come si dice. Infatti, indubbiamente. Insomma, una bella idea, certo, per chi ha passione di natura, io credo che andare in questi luoghi sia praticamente quasi una meta prima o poi obbligata. Sinceramente anche io vorrei un giorno andare da quelle parti, però il nostro tempo è finito. E qua intanto, eccola qua, guardate, qui vedete proprio la trivella, questa è manuale, sì, esatto. E poi invece si vede, eccola qua, un mezzo un po' più moderno, anche un po' più rumoroso, infatti, e anche più invasivo, che va usato con attenzione, diciamo. Ecco quel blocco di ghiaccio e poi sotto. Infatti, poi sotto si può anche provare a fare il bagno, esatto, per chi vuole nel fiume. Nelle zone dove ci sono gli orsi polari vediamo gli orsi che sfondano, no, il ghiaccio, insomma, quindi l'operazione è simile. Dicevo che abbiamo concluso, io vi ricordo il tema della prossima puntata. È iniziato Telefriuli Estate, quindi Meteo Weekend durerà una mezz'oretta, diciamo, in queste puntate, nelle prossime puntate anche di giugno, però la prossima, il 17, parleremo del ventennale dell'istituzione della legge che ci ha regalato parchi e riserve naturali in Friuli Venezia Giulia, ma lo faremo con una certa collaborazione proprio con Telefriuli Estate, con Alexis Sabot, questo venerdì 17 prossimo. Allora, grazie a Gabriele Menis per essere stato con noi e con Meteo Weekend. L'appuntamento, dicevo, è venerdì 17, data un po' così, e per parte degli scherzi ci vediamo però già da lunedì con ore 7 le previsioni del tempo. Arrivederci a tutti. Questo programma vi è stato offerto da Confartigianato Udine Servizi SRL.